Bene, possiamo iniziare. Intanto buonasera, benvenuti a questo evento, incontro con l'autore della rassegna estiva che facciamo come libreria Labirinto Mondadori di Alghero. È il terzo di questo mese di luglio e agosto. I prossimi incontri potrete seguirli sempre nel nostro sito e saranno nei giorni prossimi. Siamo ospiti qui dell'Obra Culturale, nella sala conferenze dell'Obra Culturale di Alghero. Cosa dire? Questo libro, un romanzo, poi ne parlerà Elias Vacca nella conversazione con l'autore. In Sardegna abbiamo un'abitudine, una vecchia tradizione, la letteratura classica sarda dei gialli, ma da alcuni anni nuovi autori producono una serie di testi, romanzi, spaziando in altri campi. Abbiamo il romanzo storico, tipo stile, per citare, Vindice Lecis e altri, il romanzo fantastico, distopico, di qualcuno di questi probabilmente verranno fuori anche delle produzioni cinematografiche, però questo è un fatto estremamente importante perché senza nulla togliere al valore, alla qualità dei noti autori pubblicati spesso da case editrici ormai nazionali, che però sono sempre o gialli, insistono su una tradizione letteraria, anche se scritta in maniera completamente diversa rispetto a quella classica sarda, per intenderci la Deledda o Satta, quindi in maniera molto più moderna, ma abbiamo sempre il delitto sardo, vicende passionali, splendide storie naturalmente, ma il campo era limitato. Ora, il romanzo storico che sul genere, no, di tanti autori anglosassoni ad esempio, è il romanzo fantastico, fantapolitico, e questo è un romanzo che è difficile da posizionare, ma io direi più in quest'area nuova, sono un stimolo anche per altri autori che vorranno cimentarsi ampliando l'offerta della tipologia del romanzo sardo. Questo è quanto, e ora la parola a Elias Vacca. Grazie. Grazie. Dicevo poc'anzi ad un'amica che mi chiedeva: ma come ti è capitato di entrare nel circuito delle presentazioni di libri? E devo dire che è un'attività alla quale mi ha avviato Vittorio, del quale sono complice abituale, almeno una decina d'anni fa, diciamo da quando sono tornato alla vita civile. E devo dire che, posto che la presentazione di stasera, per quel che mi riguarda, è la numero 115, quindi qualche libro ho avuto modo di leggerlo, questo romanzo è singolarissimo. Ed è singolarissimo perché, come diceva Vittorio, ha poco a che vedere con gli scrittori sardi in generale, con i temi degli scrittori sardi in generale, perché è rarissimo che uno scrittore sardo racconti il mondo non per come attualmente è, ma per come potrebbe essere. È come se i sardi avessero una incapacità di fondo di immaginare futuri possibili e un po' fantascientifici, essendo molto legati al presente. Mi è capitato, fra l'altro, nelle 115 presentazioni una volta di presentare, ed è stata una dei miei dialoghi più emozionanti, Bachisio Bandini, che ha curato la presentazione di questo libro e che è uno scrittore, un intellettuale sardo, forse il maggiore intellettuale sardo, non se ne abbiano a male gli altri, del quale attualmente disponiamo, che è una persona che quando parla
esprime parole densissime di significato, parla molto lentamente, ponderando molto le cose che dice, però si fa ascoltare molto bene perché esprime concetti pesanti con pochissime parole. Ecco, pensando appunto a Bacchisio, ho immaginato e ho pensato, e mi è sembrato naturale non solo perché Bacchisio è di Dures, ma anche perché per quello che il libro tratta, che lui fosse l'autore della presentazione di questo libro, perché in realtà il romanzo può essere letto in due modi. Diciamo che io lo farei leggere a un ragazzo liceale, ma anche della scuola media, perché è un romanzo d'avventura e quindi è un romanzo che appassiona nella trama. Potrei dire che a tratti è quasi fumettistico, che sarebbe anche molto divertente rappresentato, come si dice oggi, in graphic novel, cioè in fumetto. Dall'altra parte invece è una storia profonda, è un romanzo d'avventura e quindi è fumettistico in questo senso ed è molto divertente, a ritmo, come si dice, insomma, della scrittura d'avventura, della scrittura gialla, però dall'altra parte è una storia profonda ed è una storia di ricerca di origini, di ricerca di radici, che è un'operazione, poi magari Sebastiano ci dirà, che credo sia una sua operazione quotidiana, quello che ho letto nel risvolto di copertina, cioè che sia un po' un modo di vivere e un modo di concepire il suo rapporto con la sua origine di Sebastiano. Ora, a parte il fatto che sono contento che oltre a me e a Sebastiano facciamo lo stesso mestiere, noi facciamo gli avvocati, e anche là c'è un elemento per il quale credo di dovermi complimentare con te, perché è rarissimo trovare avvocati che quando scrivono non scrivano cose da avvocati, come se le uniche cose interessanti succedessero dentro i tribunali o nella cronaca nera, e diciamo è una cosa originale che gli avvocati scrivano d'altro. E dicevo, oltre a me e Sebastiano che facciamo lo stesso mestiere, credo che ci siano anche altri colleghi o giuristi presenti, che ci sarà molto d'aiuto se i cinesi ci denunciano, perché in realtà il romanzo, che come Vittorio diceva è un romanzo distopico collocato in un futuro lontano e possibile, e sotto questo profilo ti devo dire, per accomunarti, diciamo, un altro romanzo che ho letto, ce n'è uno che è scritto da Gianni Caria, che si chiama La badante di Bucarest, che un po' racconta una storia di un futuro possibile, no? Un'altra Italia e un'altra Sardegna possibile, in un mondo nel quale le cose sono capovolte. Vi ricordate che un sacco di tempo fa si diceva un po' ridendo, quando il mondo era diviso in due grandi potenze militari atomiche, cioè c'era l'Unione Sovietica da una parte e gli Stati Uniti dall'altra, tutti quanti dicevamo con un filo di ironia: ma il giorno che si svegliano i cinesi chissà cosa accadrà, perché i cinesi sono qualche miliardo e hanno, fra le altre cose, un'attitudine al lavoro, al profitto, l'ossessione direi quasi del lavoro e del profitto, per cui avrebbero in un certo sistema messo in difficoltà l'economia globale e cambiato il mondo, che mi sembra che sia un pochettino quello che sta accadendo. Poi magari noi lo dicevamo con un filo di ironia, però adesso che il mondo è cambiato, le guerre non si combattono più soltanto sugli scenari tradizionali con le armi tradizionali, diciamo la guerra delle guerre possibili nel mondo della globalizzazione, cioè quello per la supremazia economica, i cinesi la stanno vincendo alla grande. E siccome i cinesi si sono già comprati il porto del Pireo in Grecia, non è così lontano dalla realtà immaginare che un giorno questo nostro paese in declino, e questa non è fantascienza, questo nostro paese in declino, per pagarsi qualche debito, per recuperare dall'enorme debito pubblico, possa decidere di vendere qualcosa ai cinesi, e perché non la Sardegna. In realtà, come appunto sappiamo, insomma, i cinesi, e non solo i cinesi, ma insomma, cinesi decisamente, insomma, in maniera visibile, si stanno comprando la Sardegna, o stanno comprando l'Italia, soprattutto pezzo per pezzo. Io ho avuto una sensazione precisissima di questo fatto quando i cinesi hanno comprato le due squadre di calcio di Milano. Ora, in Italia ci sono poche cose che contano, no? Voglio dire, c'è il Colosseo, il Vaticano, c'è Venezia e c'è il calcio, che è una religione. Quando i cinesi comprano le due squadre di calcio più importanti complessivamente nella storia calcistica italiana, vuol dire che siamo arrivati, cioè vuol dire che ci hanno già in qualche maniera acquistati più che conquistati. E questa cosa Sebastiano immagina che accade in Sardegna, però accade in Sardegna secondo uno schema che in Sardegna conosciamo bene, e cioè quello per il quale la Sardegna può essere in qualche maniera
occupata, conquistata, ma questo avviene normalmente per quella parte di Sardegna che è più avvezza a questo fenomeno, cioè tutte le zone costiere. Guardate, le zone costiere della Sardegna sono già da tempo conquistate. Se noi pensiamo ad esempio a che cosa accade urbanisticamente in Sardegna, o al fatto che la criminalità organizzata anche internazionale lavora sulle coste, non lavora sulle zone interne, e che le grandi speculazioni urbanistiche e edilizie si svolgono sulle coste, non nelle zone interne, abbiamo un'idea precisa di quello che della situazione nella quale questo romanzo si colloca. E naturalmente nel racconto io preferisco non raccontare molto della trama del libro, perché altrimenti è inutile che leggiate il libro, e se l'avete già letto non viene anche particolarmente utile che noi lo raccontiamo nella trama. Però la situazione è un po' quella, anche là per trasporla, non so se qualcuno di voi ha amato o letto Asterix, ma la situazione è un po' quella. Tutta la Gallia è invasa dai Romani, un piccolo villaggio in Armorica resiste ancora all'invasore. E quindi Dures si colloca in uno scenario di questo tipo. Naturalmente Sebastiano è stato abile nell'immaginare anche fisicamente che ci fosse questa divisione, cioè si è immaginato un muro, una muraglia, un vallo che divide la Sardegna barbarica, del resto la Barbagia era la Sardegna barbarica dei Romani antichi, e il resto dell'isola, con una situazione rappresentata in un modo dall'esterno e che poi piano piano si capovolge, diciamo così, mano a mano che ci si arriva. Ora io tenterei di stimolare te adesso a parlare, dopo che ho provato a dire che cosa ho visto nella cornice di questo libro, e intanto mi pare di capire insomma che la tua passione per le tue radici familiari, le tue frequentazioni da bambino con intellettuali direi di un certo spessore della vita sociale, culturale, antropologica dell'isola, in qualche maniera abbiano segnato la tua decisione di scrivere un libro come questo. E la prima cosa che ho interesse a chiederti è come l'hanno preso a Bitti questo libro, perché la rappresentazione è davvero fantastica e generosa che tu dai di Dures, e però diciamo non sempre, non soltanto. Sì, era la cosa della quale avevo più paura in realtà. Avrei avuto paura anch'io, Nel senso che il famoso detto nemo profeta in patria è foriero di concetti che poi possono verificarsi realmente. Io, tra l'altro, ho utilizzato nella trama narrativa personaggi viventi di Bitti, cioè tutte le persone che sono descritte sono persone che fisicamente esistono, ovviamente sono state romanzate, però io tratto spunto da soggetti che sono principalmente familiari, l'ho fatto per evitare poi conflitti o ricadute di altro genere. Perché già bastano le cause dei cinesi, ci vogliono anche quelle dei parenti poi. E devo dire che a Bitti l'hanno presa molto bene, perché Bitti, per quanto sia un paese abbastanza, diciamo, chiuso nella mentalità come tutti i paesi, però è un paese culturalmente avanzato, nel senso che storicamente Bitti la chiamavano la piccola Roma perché è un paese che ha 32 chiese, aveva la più alta percentuale di laureati e di preti in Sardegna fino al 1960, quindi è un paese che culturalmente ha sempre prodotto diciamo così, delle cose buone. Il fatto stesso che Michelangelo Pira, Barchisio Bandino siano di Bitti, lo stesso Giorgio Asproni, che è stato il primo parlamentare del regno sardo-piemontese sardo. E quindi devo dire che a Bitti, un po' perché i miei rapporti con i bittesi sono ottimi, ma anche secondo me perché si sono sentiti importanti, nel senso che loro hanno colto quel concetto di diciamo di autonomia culturale, o meglio di cultura insediata in un determinato paese, che viene in qualche modo contrapposta alla potenza economica più grande del mondo, e che in qualche modo cerca di tenergli testa, perché questo avviene nel libro, non vi diciamo come, ma c'è ovviamente un contrasto.
L'hanno presa bene e soprattutto si sono divertiti moltissimo nell'identificare i personaggi che sono presenti nel romanzo. E i luoghi, perché poi comunque si tiene conto del fatto che Biti viene descritta com'è, e buona parte del romanzo si svolge a Romanzesu, ovviamente che è un villaggio nuragico di 3000 anni fa, eh, e, mh, e diciamo che sono rimasti entusiasti di come in qualche modo il nome e le abitudini del paese, perché comunque vengono descritte puntualmente determinate tradizioni culturali, determinati modi di essere, determinate consuetudini che io ho verificato nel corso della mia continua frequentazione di Biti, quasi per caso, perché io a Biti mi ci hanno portato quando avevo 8 mesi, poi ho continuato ad andarci con i miei genitori nonostante fossero morti i miei nonni, poi continuando ad andarci ho instaurato dei rapporti con altra gente che non faceva parte della mia famiglia, che sono rapporti miei personali, quindi si è evoluta questa storia. In più frequentavo Bittesi a Cagliari perché mio padre comunque, ho scoperto durante la presentazione di Biti, perché lo ha detto Bacchisio Bandino, che 2/3 del libro Zosinnos di Michelangelo Pira, che probabilmente rappresenta il suo capolavoro culturale, 2/3 delle notizie di questo libro sono state fornite da mio padre, e io, siccome ero piccolo in quegli anni, quando avvenivano queste cose ovviamente stavo con i miei genitori, e quindi anche se involontariamente assistevo a tutte queste diciamo digressioni culturali sulla cultura. Mio padre era un po' considerato il vocabolario dei nuovi bittesi, perché mio padre se n'era andato a Biti a 15 anni per studiare, e quindi il suo dialetto bittese o la sua lingua bittese, chiamiamola come vogliamo, non si era evoluta e non aveva subito tutte quelle successive modifiche che ovviamente una lingua ha, perché vengono introdotti termini nuovi, perché la gente perde un po' di riferimento ai termini originali. Per cui mio padre era considerato anche sia da Michelangelo Pira che da Bacchisio Bandino un purista per quanto riguardava il linguaggio. Io ho vissuto inconsciamente tutto questo periodo, che poi ovviamente però mi è ritornato più avanti, quando ho iniziato a ragionare, e man mano che ho iniziato a ragionare, a pensare, ad essere appassionato alla cultura bitese, pur non essendoci nato e non essendoci mai vissuto, a un certo punto mi ha diciamo spinto quasi a fare un grande omaggio a Bitti, nel senso a immaginare questa cultura, ma in generale di un paese di fantasia, perché volutamente non gli ho dato il suo nome, ma gli ho dato un nome di fantasia. Tutti i paesi descritti hanno un nome di fantasia, a parte quelli marinari, cioè quelli al di fuori della muraglia, quindi Olbia, Alghero, Cagliari hanno i loro nomi, mentre invece i paesi all'interno della muraglia hanno nomi di fantasia. E questo perché il messaggio voleva essere quello di guardare all'interno delle proprie radici culturali, quelle proprio radici culturali dalle quali deriva la famiglia, ed era un messaggio erga omnes, non era un messaggio solo per i bittesi, e di verificare che all'interno di questo messaggio non ci fossero delle cose utili non solo per i soggetti che di quella cultura sono partecipi, ma anche dei messaggi da poter trasmettere all'esterno e poter fondere con il resto delle culture che esistono nel mondo. Quindi il guardare dentro la propria cultura tenendo un occhio aperto, anzi anche tutti e due, verso le culture esterne, e riuscire a unire i concetti che derivano da queste per avere una visione migliore della vita, sostanzialmente, o comunque più giusta. Sì, poi nel libro parli e citi, mescolandoli con l'avventura, quelli che io chiamo i popoli fratelli, cioè i sardi hanno un po' nel mondo i popoli fratelli, no? Gli scozzesi, e cosa che io non sapevo, l'ho imparato leggendo questo libro, i mongoli. Sì, ho visto che suscita sorpresa questa cosa della vicinanza ai sardi e dei mongoli. Nel libro naturalmente i mongoli hanno un ruolo, insomma i personaggi mongoli hanno un ruolo.
Però se ci pensate sono un popolo anche lontanissimo che però ha abitudini che sono tutto sommato simili, sono pastori erranti e peraltro nemici storici dei cinesi, quindi erano alleati, come dire, sono alleati naturali in questo mondo globalizzato che immagini, il mondo nel quale poi le notizie, non solo le notizie, si spostano di luogo in luogo rapidissimamente. Tra l'altro i mongoli, allora questo è un episodio che vi racconto. Quando studiavo giurisprudenza, io a Cagliari ho studiato giurisprudenza e ho scelto se fare o giurisprudenza o medicina, due cose completamente contrapposte, però mi piacevano entrambe. Quando dovevo fare la tesi, ero andato a parlare con il professor Montaldo, che era il professore di medicina legale di Cagliari, del quale peraltro sono stato 5 anni elementari compagno di scuola con la figlia, quindi avevo un rapporto anche abbastanza buono, cioè mi conosceva da bambino. E parlando, chiacchierando, mi ha raccontato questa cosa, che lui aveva fatto una ricerca col CNR e aveva scoperto delle similitudini tra i sardi e i mongoli che andavano oltre le apparenze. Sono gli unici due popoli che fanno pariglia a cavallo, sono gli unici due popoli che cantano a tenores. Sono gli unici due popoli, anche i mongoli avevano le loro pinnette, quelle che però venivano costruite in modo diverso, non erano fatte in pelle, ma la forma era identica. E in più lui mi diceva, queste sono tutte cose, diciamo, culturali, ma c'è un dato di fatto. C'è un enzima che nel sangue hanno soltanto i sardi e i mongoli, e questo significa che in qualche modo derivano da qualcosa di simile, perché cioè, mi ha detto questa è scienza, non è cultura, nel senso che quell'enzima ce l'hanno solo le popolazioni sarde e le popolazioni mongole. E quindi questo è una cosa per la quale poi, avendo reminiscenza di questo fatto, l'ho introdotta nel libro come fratellanza. Parrebbe che probabilmente questa influenza derivi dal fatto che quando Gengis Khan ha invaso l'Europa, molte delle sue truppe siano continuate ad andare avanti e parte di questi siano finiti in Sardi. E invece i sardi, che sono una civiltà antichissima, non soltanto una civiltà stanziale, ma i sardi navigavano nel Mediterraneo nei tempi nei quali si contendevano il mare con altri popoli, con altre flotte, però in fondo non hanno mai tentato di conquistare militarmente nessuno, il che è una cosa molto originale, no? Cioè ci sono le potenze espansive, ci sono quelle che espansive non sono. C'è una cosa fra l'altro molto fra virgolette politica che dici, perché la protagonista del libro, Mavi Stelai, è per parte sarda, per linea paterna è sarda e per linea materna è anglosassone, ha una mamma che fa l'avvocato in Inghilterra e che è inglese. Una cosa che sottolinei e che dici, che probabilmente serve fra l'altro a mettere a confronto, no, col dominio commerciale dei cinesi, quando parli degli inglesi, insomma, quando si parla degli inglesi, che qualcuno dice, beh, in fondo voi, insomma, avete conquistato militarmente il mondo in altre epoche, e quindi relativamente al fatto che adesso i cinesi, insomma, conquistino e che noi siamo dalla parte di quelli conquistati, e voi pure, insomma, non dovrebbe meravigliarvi, visto che siete stati un popolo coloniale per tantissimo tempo. In questo libro, fra l'altro, gli arabi sono poveri, cioè non è che sono poveri, sono decaduti, sono mezzo sfigati rispetto a... Anche gli americani. No, gli americani poi... vabbè, gli americani sono un popolo... Vabbè, ma quello è, voglio dire, ormai a me sembra anche nella realtà, però è una civiltà, cioè quello occidentale, guardate, torno sul fatto che il libro ha una sua credibilità proiettiva. E noi ce la possiamo raccontare come vogliamo, però la verità è che la civiltà occidentale allo stato, e se alcuni indicatori non si invertono, è una civiltà al tramonto, cioè noi siamo destinati a essere soppiantati nella conduzione, nella guida del mondo dagli asiatici e forse anche da altri popoli che fino a questo momento diciamo erano subalterni. C'è una cosa che invece va detta, no? C'è una guerra, fra l'altro nel libro, sul monopolio dell'energia. Questa non è una cosa molto favolesca, però insomma questa è una cosa che mi pare che tu scherza nel libro però abbia trattato in maniera molto seria.
Ma sì, in realtà nel libro si manda avanti un concetto di uguaglianza, diciamo un pochino diverso dal solito, nel senso che nel libro si sostiene che l'energia sia più del denaro il patrimonio attraverso il quale si possano realizzare, diciamo così, i propri progetti. Nel senso che il libro cerca di dare una visione del mondo, di un mondo ideale al quale si mira, basato sulla parità energetica, o meglio, sul fatto di poter tutti usufruire dell'energia senza pagarla o pagarla pochissimo, o pagandola pochissimo. Perché questo? Perché a questo punto si avrebbe una reale concorrenza, nel senso che se tutti partono dalla stessa quantità e possibilità di energia illimitata e possono sfruttarla, le diseguaglianze o chi cresce di più o di meno non è più dovuto a una situazione di base impari, ma semplicemente alla creatività delle persone che, avendo come diciamo elemento base una quantità di energia più o meno illimitata, la possano utilizzare. Si dice anche: se non la utilizzi è come se non ce l'avessi, nel senso che ti devi comunque sforzare, devi comunque applicarti per avere delle soluzioni innovative, però c'è una sorta, diciamo, di come possiamo socialismo energetico nel progetto che poi in realtà è una realtà, perché l'energia muove il mondo. Cioè, se noi abbiamo l'energia possiamo fare tante cose che non avendo, è forza l'energia, quindi è quello che ha sostituito gli schiavi egiziani, l'energia. Prima si usavano gli schiavi per costruire le piramidi, adesso se si ha un bel Caterpillar che funziona ad energia magari pulita, si possono fare le stesse cose senza sfruttare la gente, e contestualmente però bisogna avere le idee per farle, perché se uno ha l'energia e non ha le idee per metterle in pratica rimane comunque povero. Questa del socialismo energetico me la rivendo, perché come molti degli astanti sanno io sono un vecchio arnese marxista, quindi stavo cercando... No, è vera, questa cosa del socialismo energetico è vera, e come la stai raccontando tu, così ci fanno causa anche quelli dell'ENI, dopo i cinesi e quelli di Bitti, ci fanno c'è causa lavoro anche per quelli tutta la dell'ENI. vita, No, c'è lavoro, esatto, abbiamo lavoro per un sacco di tempo. No, è una cosa, è un tema che tu tocchi molto simpaticamente, perché il libro è, ripeto, un romanzo d'avventura, ha dei profili fantascientifici naturalmente, e direi per certe cose nell'iperuranio. Ma i temi di fondo invece sono molto concreti, sono molto reali. Cioè, io ho sempre pensato questo, poi non ti conoscevo, preso che ti conosco, ne ho conferma. Le persone di particolare acume, di particolare intelligenza, con questo ti prendi a gratis un complimento, Grazie. quando sanno che certe cose non possono essere raccontate in un saggio perché rischiano di diventare noiosi, ci costruiscono sopra una favola. E il miracolo che ti è riuscito è quello di costruire una favola, perché è una favola, Sì, è una favola. di costruire una favola che è piena ed è densa di concetti di una certa profondità. Infatti Bachisio nella presentazione questa cosa te la dice, una doppia lettura. Lui naturalmente è molto attaccato al versante della ricerca delle radici di questi personaggi che si esprimono fra l'altro in sardo vittese, quindi c'è una doppia traduzione in nota con il logudorese tradizionale, quello dei vocabolari, dei dizionari, e in italiano. E quindi dicevo, Bachisio diceva molto questa cosa della ricerca delle origini eccetera, però per questo io ti ho detto è un libro che i ragazzi del liceo potrebbero e dovrebbero leggere, perché racconta in modo molto leggero, molto fruibile, molto divertente dei temi importantissimi. Pensa che insomma per questo fatto l'energia non l'abbiamo inventato noi. Mavi Isterai sta viaggiando fra, e questo è solo l'inizio del libro, sta viaggiando fra l'Inghilterra e la Grecia e deve effettuare un atterraggio di emergenza nell'aeroporto di Alghero, che nel frattempo è arrivato in mano ai cinesi, che lo sfruttano per fini completamente commerciali. Quindi scordatevi la Porta d'Oro del turismo, la Riviera del Corallo, arrivano i cinesi e questo diventa un molo, un hub per il trasporto delle merci eccetera eccetera. Lei atterra qui
Parlando, fra le altre cose, poi c'è tutta una questione anche appunto, sull'uso dell'energia, come si muovono gli aerei, come si muovono le cose. E la cosa mi ha richiamato alla mente che per aver parlato di energia in maniera seria, insomma, Enrico Mattei non è atterrato. Quindi Infatti un po' non è c'è. atterrato dal ghero, quindi voglio dire, nelle cose che tu racconti ci sono dei piani di realtà e di verità, anzi molto, molto diretta, molto, molto crudele, no? Sulla disparità nel mondo per la disparità di accesso anche all'energia. Pensiamo che, cioè, come è diventata la nostra vita negli ultimi 20-30 anni, anche nel mestiere che facciamo, no? Tu arrivavi in tribunale, mica chiamavi a studio col cellulare, con lo smartphone, mandami un documento, rimandamelo, stavi là con il gettone nel telefono pubblico del tribunale, ma cosa devo fare? Ecco, le cose sono cambiate rapidamente, però ci sono persone nel mondo che mentre noi andiamo sparati così come andiamo non hanno accesso alla elettricità per le cose più banali, per tirare sull'acqua da un pozzo, quindi è chiaro che è un mondo impari, no? Nel quale l'uguaglianza è del tutto teorica, quindi il socialismo energetico è bellissimo. Ma poi c'è anche un altro fatto che è di questi giorni. Solamente qualche giorno fa il nostro governo ha pensato di regolamentare l'uso, sto dicendo una stupidaggine, del monopattino elettrico. Quello che si chiama il monopattino elettrico è quello, ce l'ha mio figlio, che va a fare con 2 ruote. No, è proprio un monopattino, c'è un cioè, ci metti ah, sopra, ok. vai, te lo attacchi a casa, fai 60 km, L'overboard. va a 20 km orari, ti sposti dappertutto e non inquini nulla. Lo stesso motivo per il quale c'è resistenza a elettrificare completamente le macchine, io con una persona che c'è qui presente, 4 anni fa sono stato a Dubai da una persona molto benestante di Dubai che lavora a stretto contatto col potere governativo e che aveva una Bentley elettrica e ci spiegava che loro, nonostante abbiano il petrolio, anche se i Dubai ne hanno meno che Abu Dhabi, stanno investendo in questo, perché prima o poi si potrebbe fare prima, ma siccome c'è il potere delle multinazionali, le famose 7 sorelle di cui si parlava a proposito di Mattei, c'è un business pazzesco che rivoluzionerebbe l'industria mondiale, ma fare una batteria che faccia fare 400-500 km o addirittura farla estraibile, nel senso che tu anziché andare al distributore a fare benzina, vai, togli la batteria a scarica, ne metti una carica e riparti, come si fa con la bombola del gas sostanzialmente, che porti il vuoto e ti danno quella piena. Potrebbe essere un sistema per migliorare moltissimo la situazione di tutti, tranne che di quelli che ci guadagnano dal fatto che si vende il petrolio, si continuano a bruciare minerali. Quindi è un problema serio ed è un problema che basta vedere cosa succede quando si parla anche di eolico, quando si parla di fotovoltaico. Ci sono paesi che vivono completamente da questo, alle Canarie, dove non sono collegati col resto del continente, certo sulle coste è pieno di pale eoliche, però l'energia costa poco, costa molto meno che da noi e sono indipendenti e bruciano meno. Ci sono le soluzioni, ma tutte queste soluzioni sono sempre osteggiate da chi detiene un potere economico, che poi potremo parlare. L'altro giorno leggevo un articolo, o se vogliamo parlare di chemioterapia e di cura del tumore, ci sono le cure sul tumore, vengono tutte rallentate. A me, quando mia madre è morta di un tumore al polmone, quando io sono andato al San Raffaele, uno dei più grossi luminari che ci fossero in Italia mi ha detto: avvocato, io ce l'ho brevettata sui topi una cura che fa sparire il tumore, ma lei lo sa che ogni volta che io stappo una fiala di chemioterapia che faccio a un malato, ci sono 4 protocolli internazionali che sono uguali dappertutto, prodotti da 4 aziende, e ogni volta che si stappa una boccetta costa 2000 euro, a qualunque stato la apra. Quindi questo è un business mondiale che ovviamente quelle società farmaceutiche non hanno nessun interesse a investire per cambiarlo, perché stanno già guadagnando, perché la vita è breve, perché comunque si vive, meno ci sono innovazioni e più si continua a vivere con le cose vecchie. Quindi questo, vabbè, l'ho detto così, però è la realtà. Cioè cambiare comporta sempre che chi guadagna dallo status quo andrà a perdere, perché ci sarà una modifica che non gli considera più di vendere quello che sta vendendo o di venderlo a condizioni diverse.
E questo non è che Certo. si vince che l'economia è struttura della società, il resto è sovrastruttura, ma questo è un altro discorso. Volevo sentire Allora, l'editrice. sì, no, voglio dire, senza andare neanche tanto lontano, no? Se noi andiamo a vedere la situazione sarda oggi e vediamo quello che sta avvenendo, quello che è avvenuto da 50 anni a questa parte, vediamo che tutte le nostre risorse, tutte le nostre, cioè i sardi non riescono a utilizzare tutte le risorse che hanno, a partire dal territorio, a partire dal turismo, a partire dall'agricoltura, dalla pastorizia. Allora, la società ci porta a omologarci, cioè ci hanno imposto una sorta di omologazione e noi stiamo perdendo le nostre peculiarità. Ecco, io ho visto quando Sebastiano, che si intende proprio bitichesu, è proprio bitichesu, ho sentito proprio che come se questa minaccia, che tu magari non lo dici esplicitamente, però lo fai capire attraverso la conservazione di determinati valori sardi. E questo secondo me è il messaggio di questo libro. Noi che abbiamo le nostre comunità, abbiamo le nostre comunità che si stanno spopolando, abbiamo un'economia dove non riusciamo a cavare un ragno dal buco, insomma, in tutti i settori, dal turismo alla cosa. Io vedo che il messaggio proprio che Sebastiano ha voluto dare è proprio questa di salvaguardare la nostra identità, il nostro senso di comunità che si sta perdendo. Soprattutto è una minaccia che abbraccerà i giovani, non la nostra generazione, che è ancora quella generazione che ha delle radici, ma soprattutto i giovani che non avranno dove andare, voglio dire, senza radici e sono facilmente, come non mi viene la parola, ma esatto, influenzabili e non hanno capacità né di critica né di affermare le loro posizioni. Questa è la cosa più importante. Certo che, come insomma, prima dicevamo, quindi il mondo capovolto, un romanzo nel quale i sardi, i barbaricini sono socialisti e i cinesi sono capitalisti, però è così, cioè, insomma, è la realtà verso la quale in qualche maniera ci si muove, la realtà che tu racconti. Voglio tornare un attimo invece ai personaggi. Io, vabbè, sapere che in un romanzo c'è uno che si chiama Istraortu per me è una cosa bellissima. I soprannomi dei personaggi sono anche questi soprannomi esistenti pur non attribuiti alle persone dei caratteri, o li hai coniati Io tu? letteralmente inventati io. Sei proprio bravo, cioè nel senso la padronanza della lingua è evidente. Tra l'altro Istraurtu è molto orgoglioso di questo soprannome che gli è stato dato. È un personaggio, lo si può dire tranquillamente, che vive a Biti, al quale già era stato dato un soprannome, ed è una vicenda bellina da raccontare questa, perché questo lo chiamano di soprannome Pigozzi. Pigozzi, io gli ho detto, ma scusa, tu ti chiami De Murtas, dico, no, perché ti chiamano Pigozzi? Perché quando ero piccolo non mi piaceva studiare, io ero a Biti e mia madre mi picchiava ogni volta che tornavo a casa, che prendevo una nota o che, insomma, che andavo male. E un giorno che mi ha preso a urla e mi ha detto, l'ho guardata e gli ho detto, canoso del cussor dei Pigozzi. Pigozzi era una famiglia di Ala dei Sardi dove erano tutti intellettuali, magistrati, chi avvocati, chi notaio, eccetera. Quindi lui ha guardato la famiglia, ma io non faccio parte di quella famiglia, e come esempio gli ha fatto quella dei Pigozzi. Io sono figlio di un pastore di una casalinga. Dal giorno, soprannome Pigozzi, e ce l'ha ancora la famiglia, perché poi, come appunto preciso nel romanzo, il soprannome è qualcosa che viene attribuita per qualcosa che è successo nella vita di particolare, ma che poi ti marchia nel paese, perché se lo portano appresso i tuoi figli. E questo è importante anche sotto l'aspetto
del giudizio della comunità su quel singolo individuo, perché tu vieni giudicato ancora in Barbagia per le cose belle o le cose brutte che ha fatto tuo babbo o tuo nonno, Certo. senza esserne Questa minimamente cosa qua- responsabile. no, certo, questa cosa qua, guarda, ci sei arrivato, ti ci volevo portare con lo spunto successivo, però ci sei arrivato dritto proprio dal soprannome, perché il soprannome, il nomignolo che si ha in una comunità evoca il tema del giudizio. Allora, il tema del giudizio per i sardi è centrale. Pensate che perfino nel rapporto con la giustizia, quella che pratichiamo nelle aule di tribunale, i sardi hanno una loro originalità. Tempo addietro mi era capitato di discutere con Pino Arlacchi di come sorge la criminalità organizzata e perché in Sardegna si ha maggiore difficoltà a radicare una criminalità organizzata che abbia anche delle appendici autoctone, perché nelle regioni, soprattutto del meridione d'Italia, nelle quali allignano le organizzazioni criminali che ormai si sono ramificate dappertutto, il criterio col quale queste organizzazioni stanno sul territorio è un criterio che possiamo definire politico, cioè ha ragione chi è più forte e quindi chi ha più consenso, che l'ha conquistato con la violenza naturalmente e col potere economico, ottiene la ragione. In Sardegna anche le spinte a violare la legge sono sempre giuridiche, cioè io ho una mia legge per la quale violo la legge ufficiale e il giudizio della comunità è importantissimo, perché poi sa giustizia può anche venirmi a cercare, ma se non c'è condanna del paese, se non c'è condanna della mia comunità, io mi vivo con dignità la vicenda che devo affrontare, la condanna che eventualmente mi sia data. Quindi il tema del giudizio per i sardi è un tema centrale. Bacchisio fra l'altro ne parlava molto, ne ha parlato molto appunto in quel libro, è stata la mia esperienza di contatto con Bandinu, che era Il cammino lento dell'ombra, dove lui racconta di se stesso in continente ed evoca molto il tema del giudizio che i continentali non riescono a capire, figuriamoci i cinesi, che per noi sardi è un tema centrale. Fra le altre cose mi capitò tempo addietro di parlare con uno psicanalista che diceva proprio questa, no? Mi diceva: ma lei è ossessionato dal tema del giudizio. Io dico: scusi, abbia pazienza, ma al di là del fatto che tutti i giorni andiamo in un'aula di tribunale e che dal giudizio di qualcuno dipende anche la nostra credibilità individuale, oltre che la nostra dichiarazione dei redditi, ma per un sardo, dico, lei non è sardo, quindi lei questa cosa non la può capire. Noi siamo inseriti all'interno di un contesto sociale normalmente abbastanza chiuso come quello di tutte le isole, ma la Sardegna sono tante isole dentro l'isola e all'interno di questo schema ciascuno di noi non è niente se non quello che è nel contesto sociale nel quale è inserito. Cioè noi in assenza del giudizio perdiamo la nostra identità. E anche questa cosa mi sembra che nel libro sia segnata, cioè tutto sommato il mondo dei cinesi, quello che sta fuori dalla muraglia, è un mondo nel quale conta il potere politico che deriva dal potere economico. All'interno invece della comunità il tema del giudizio è centrale e tutti i personaggi tornano su questa cosa qua. Cioè tu sei sarda, sei figlia di un sardo, sei venuta a cercare le tue origini, tu sei quello e qua sei trattata per quello che tuo padre è stato per questa comunità. A prescindere da quello che tu sei, che poi valuteremo successivamente, però da lì c'è il collegamento col soprannome, perché il soprannome non è altro che un giudizio espresso dalla comunità che ti marchia, ti dà quel tipo di riferimento che poi tu puoi anche riuscire a capovolgere se sei bravo, ma è difficile perché il sangue è importante ed è difficile che tu possa riuscire a smentire quello che è il giudizio della collettività. Sì, lo dici chiaramente, c'è un passaggio del libro in cui questa cosa la dici chiaramente, quando spiegano alla giovane Mavi come funzionano queste cose. Certo, se il soprannome che ti hanno dato è Sirbone, te ne puoi uscire, se ti ha chiamato 30 denari è un po' più difficile, però diciamo che insomma. Bene, un'ultima cosa, io vorrei, poi ti affido alle cure dei lettori. Intanto, di quelli che sono presenti qua, quanti hanno già letto il libro? 1, 2, 3, altri? Io 3 volte. Quindi sono 3 più 2, 5. Benissimo.
Intanto volevo segnalare questo, non so, questo se vuoi ce lo dirai tu, però so che hai già fatto 2 presentazioni, una Bitter a Cagliari, che sono andate molto bene. Sì. E... Tra l'altro quella di Cagliari, ve lo devo dire perché questa è una cosa bellissima. Durante la presentazione di Cagliari, a un certo punto Alessandra mi segnala che nel posto dove abbiamo fatto la presentazione, dove stavo, c'era Nainggolan. Ah, caspita. E ho fatto una foto col libro in mano a Nainggolan, che ha mandato a quel paese i cinesi per tornare in Sardegna. Io ce l'ho questa foto, è fantastica. Questa è stata una soddisfazione Lui è bellissima. mezzo indonesiano, non è mongolo, però può passare. Cioè, Ce l'ho proprio. bello. È stata... hai avuto un bel testimonial in quel caso. No, Lui dico- di buon auspicio è stato. So perché poi che, è tornato. certo, so che sono, insomma, le presentazioni sono andate molto bene. Guardate, è una circostanza, non voglio dire rara, però insomma non frequentissima. Voi dovete sapere, la editrice ce ne potrà essere testimone, che in Sardegna, in Italia, scusate, si sfornano giornalmente titoli, sia nella saggistica che nella narrativa. E la stragrande maggioranza dei libri che vengono editati e stampati, voi non sapete neanche qual è il numero di libri che non vendono neanche una copia, che sono i libri che vengono scritti magari per altre, diciamo, finalità, con magari altri criteri. In questo momento farsi spazio nel campo dell'editoria insomma, è difficile, ed è difficile per gli autori che pubblicano veicolare i loro libri. Devo dire che tu sei portatore di un entusiasmo formidabile, cioè io ti avevo sentito fino ad oggi soltanto per telefono, avevo ottime referenze, diciamo così. Ti avevo sentito soltanto per telefono e dopo averti conosciuto ho capito meglio perché è venuto fuori un libro così. Perché io, appunto, come ti dicevo in apertura, pensare che un avvocato potesse aver scritto un libro di questo tipo, insomma, mi sembrava strano. Adesso capisco l'entusiasmo con cui affronti le cose è proprio è lo stesso dei personaggi di Dudes. Sì, io sono... Ce n'è uno che ti assomiglia di più? Bah... Perché poi lo rileggo adesso se so quale ti assomiglia. Io, allora, diciamo che forse quello che mi assomiglia di più, anche se io mi sono ispirato fisicamente anche come concetto a un'altra persona, però gli ho messo in testa cose mie anche, è Joseph. Ok. Joseph, che poi è ispirato però come a un'altra persona che... Perché Joseph è uno scanzonato romantico. No, è vero, è così. Joseph è uno scanzonato romantico. sì, è una persona che prende seriamente le cose che devono essere prese seriamente, ma le altre cose, quelle dove non è necessario essere serio, ritorna ad essere, io lo definisco un buon tempone, o comunque una persona che tende molto a divertirsi e a ridere anche di se stesso. Ecco, la cosa, a me piace molto ridere di me stesso e ridere in generale. Mi è capitato da poco che questa ve la racconto perché vi fa capire anche come sono io. Da poco un processo penale viene interrotto perché era un processo per ricettazione e i beni che si presumevano ricettati erano stati consegnati a un compro-oro che li aveva fotografati e poi li aveva venduti, ed erano stati riconosciuti sulla base delle fotografie che il compro-oro è obbligato a tenere Quindi al processo c'era la necessità di mostrare alla persona alla quale erano stati rubati questi oggetti per vedere se li riconosceva, con un piccolo particolare che il pubblico ministero aveva pensato bene di non stampare le fotografie digitali e di non avere neanche nell'aula del tribunale uno strumento col quale mostrarli, e il testimone era lì. Quindi è successo questo siparietto che il giudice ha portato un computer vecchio che aveva in camera, l'ha portato giù e si è dimenticato la password e quindi non si è potuto aprire neanche quel computer. Alla fine il cancelliere è andato, ha sradicato la sua console dal piano di sopra, ha portato giù il suo computer, insomma è successo tutto. E in tutto questo marasma io ero lì che passeggiavo con un imputato che cercava di sbloccare la password del giudice. Con le manette magari. No, senza manette.
Però in tutto questo marasma io guardavo il pubblico ministero e l'ho guardato e mi sono messa a ridere, e questo mi ha guardato e mi ha detto: ma scusi avvocato, perché sta ridendo? Io ho detto: abbia pazienza, non so se lei sia bella e felice della figura che sta facendo, ma a me la situazione mi fa ridere. Poi è intervenuta una collega anziana che ha detto: l'avvocato Tola è uno al quale piace sempre molto ridere. Cioè, nel senso che io rido anche durante i processi, nel senso che secondo me affrontare la vita col sorriso è una cosa bella, è molto meglio che affrontarla col muso, perché poi ciò che conta sono i risultati, ecco. No, quando ha raccontato le vicende, insomma, ci sono diversi avvocati presenti, quando ha raccontato la vicenda del processo, io ho pensato, no, al giudice che arriva col barrasone, si dimentica la password, le cose, e ho pensato: chi di voi legge John Grisham, come si immagina i processi? I processi in realtà sono quella roba lì, cioè nel senso che insomma può accadere qualsiasi cosa, l'umanità è varia, e anche per questo devo dire, quando ti ho detto in apertura, gli avvocati raccontano le cose, quelle sono cose che si raccontano da sole, cioè nel senso che per quanto voi possiate pensare di romanzarle, non arrivereste mai alla realtà romanzesca delle aule giudiziarie. Sì, che poi sarebbe facilmente risolvibile dotando di sistemi informatici normali le aule di giustizia, visto che ce li hanno tutti. Guarda, basterebbe affidare il processo telematico a quelli di Dures e sicuramente funzionerebbe. Va bene, io mi sono molto divertito a chiacchierare con Sebastiano, ve lo consegno se naturalmente avrete da chiedere delle cose, vorrete dire delle cose sul libro per chi l'avesse letto. Insomma, questo lo vedete voi, i dialoghi di presentazione dei libri sono carini e sono efficaci anche quando durano poco, perché quando durano molto diventano conferenze, specialmente ad agosto, sono una rottura di palle infinita. E invece io ve lo consegno, naturalmente se gli vorrete chiedere qualcosa. Io sono contentissimo di averlo presentato e di averlo conosciuto. Mi aspettavo una persona originale dopo aver letto il libro, ne ho ricevuto conferma. Bravo. Grazie. Molto bravo.